in Serie A sicuramente sarà a livello della competizione, quindi l'affronteremo come abbiamo affrontato questa e la gara precedente, perché noi giochiamo allo stesso modo. La gara precedente non è andata bene, oggi anche che se abbiamo giocato contro un'ottima squadra, comunque abbiamo cercato di dominare e tenere il pallino del gioco. Abbiamo sofferto un pochino, però dall'altra parte pure abbiamo sbagliato parecchio sotto porta, che è una cosa che dobbiamo cercare di migliorare. Severini è un giocatore intelligente, quindi sicuramente si troverà lo spazio all'interno della squadra. Non è che gli devo insegnare più di tanto. Un ragazzo intelligente, quindi sicuramente si troverà nei meccanismi che utilizziamo di solito.